fare un attimo questa panoramica sulla vicenda un po' della passione di Gesù, sui motivi che hanno condotto la morte, i motivi che l'hanno condotto appunto a vivere la passione. È una storia certamente che conosciamo tutti, tante volte abbiamo ascoltato la storia della passione di Gesù, domenica scorsa, l'ascolteremo un po' più approfondito anche in questi giorni, però certamente ci sono alcuni particolari che sono sicuro che non abbiamo in conto, alcune motivazioni anche proprio concrete, politiche, no? Piuttosto che anche di simpatia e di antipatia che alla fine hanno condotto a questo epilogo che tutti conosciamo, la croce. Allora, innanzitutto questa sera siamo aiutati da questo plastico, il plastico di Gerusalemme è una grande opera che ha fatto Reno Lamir, che sono due parrocchiani di Capostrano di San Martino, che sono qui con noi, da dietro, si presenteranno, e hanno fatto quest'opera, ci hanno messo quasi un anno e mezzo, un'opera che abbiamo commissionato perché ci sembrava un bellissimo modo per poter entrare anche concretamente in questa vicenda, no? Non semplicemente parlarne così astrattamente, ma anche vedere visivamente com'era Gerusalemme e qual è stato il percorso preciso di Gerusalemme, che ha fatto Gesù quella sera, quei giorni. Anche perché di tutto questo oggi non esiste più nulla, no? È stato tutto raso al suolo, non c'è proprio più niente, a parte appunto, come se vi ricordate, il cervello in un muro del pianto. Per il resto non c'è assolutamente nulla. Quindi è chiaro che avendo sott'occhio come era Gerusalemme ai tempi di Gesù, e questo plastico lo hanno fatto appunto in una maniera molto fedele a come era Gerusalemme ai tempi, almeno certamente le dimensioni della città, le dimensioni del tempio, le cose principali, e basandoci un po' sui dati, storici e archeologici che abbiamo oggi in nostro possesso. Quindi sostanzialmente questa era Gerusalemme come era appunto ai tempi di Gesù. Allora, cosa vediamo principalmente? La costruzione più grande che vediamo è appunto il Tempio, no? Lo vedete qui, che sarebbe poi questa costruzione un po' molto grande. Considerate che è una costruzione mastodontica. Pensate che il Tempio di Gerusalemme era costruito su una grandissima spianata e che poteva contenere 4 volte il Colosseo, 1, 2, 3, 4. Era grande 2 volte l'Acropoli di Atene. Questo lato era quasi mezzo chilometro e questo 300 metri, quindi vi fa capire la grandiosità di questa opera. Ancora oggi a Gerusalemme si vede la spianata del Tempio, ovviamente sopra oggi anziché esserci il Tempio ci sono le moschee, però la spianata del Tempio c'è ancora, almeno il basamento, perché è un terrapieno gigantesco. Questo Tempio è il frutto di una costruzione successiva, nel senso che anticamente c'era l'antico tempio che fece Salomone, il primo, no? Più o meno nel 1000 a.C. Poi questo tempio venne distrutto dai babilonesi ed era molto più piccolo, prendeva solo questa parte, quest'angolino qui. Poi dopo ne venne costruito sopra un altro quando gli ebrei tornarono da Babilonia e poi alla fine questo fu il grandioso tempio che venne costruito da Erode il Grande, no? Quando il Vangelo si dice vollero 40 anni per costruirlo, perché sopra al secondo tempio venne costruito questo grandioso tempio. Era un tempio ovviamente in cui si poteva accedere solo quando si era purificati, no? E c'erano alcune zone che erano adibite all'uso esclusivo di alcune persone. Vedete, questo è tutta la zona fuori, la spianata dove ci potevano entrare tutti, la spianata dei gentili, dentro ci potevano entrare solo le donne, che sono tutto qua, dentro gli uomini, qua c'è l'altare dei sacrifici, dove venivano fatti i sacrifici, e dentro questo era il Tempio. Il Tempio era il luogo dove abitava Dio. Prima della deportazione a Babilonia, dentro al Tempio erano racchiuse anche le tavole della legge, l'arca dell'alleanza, no? Dopo, successivamente, quest'opera viene perduta e rimane semplicemente il Tempio, però dove Dio abita. Non c'erano altri luoghi sacri per gli ebrei, c'era solo il Tempio, ok? Le sinagoghe, cioè luoghi di preghiera degli ebrei, nascono quando il Tempio viene distrutto, viene raso al suolo dai Romani. A questo punto, dato che non c'è più il Tempio e dato che gli ebrei si dispongono in tutto il mondo, decidono appunto di costruire altri luoghi di preghiera che saranno le sinagoghe. Ma essenzialmente, fino a che c'è il Tempio, non ci possono essere altri luoghi di preghiera, o perlomeno ci sono le sinagoghe che vengono fatte ad esempio al nord, in Galilea. Infatti a Nazareth, a Cafarnao, c'era la sinagoga dove Gesù va e presenta e legge il rogo del libro del profeta Isaia.
ma era perché eravamo molto distanti, ci volevano giorni e giorni di cammino per arrivare al Tempio, e allora fuori da Gerusalemme, fuori dalla Giudea, costruiscono delle sinagoghe. Si veniva al Tempio 3 volte all'anno per la festa di Pasqua, che era la più importante, che appunto commemorava l'uscita degli ebrei dall'Egitto, per la festa di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, e per la festa dei Tabernacoli. Quindi ogni buon ebreo saliva a Gerusalemme 3 volte, e quelli che abitavano fuori dalla Palestina devono salire a Gerusalemme almeno una volta nella vita, così come fanno oggi gli arabi alla Mecca, no? Almeno una volta. Questa, vedete che è un po' a forma di T, nel lato lungo era il santo, vuol dire che qui ci potevano entrare solo i sacerdoti del santo. E nella parte quella più interna, che era divisa dal santo, che si chiamava il santo dei santi, che era divisa da un grande drappo di velluto rosso, che era altissimo, e lì era il santo dei santi, ci poteva entrare un sacerdote una volta all'anno e basta, a fare un'offerta di incenso. Se vi ricordate nel Vangelo, quando si parla di Zaccaria che riceve la vita dell'angelo, che gli dice tua moglie avrà un figlio che tu chiamerai Giovanni, che sarà poi Giovanni Battista, e dice il Vangelo che era il suo turno per entrare nel santo dei santi a fare l'offerta dell'incenso. Il tempio era alto più di 30 metri, quindi era una costruzione grandiosa, e questa porta era d'oro. Dicevano le cronache antiche, vabbè, è chiaro, per ingigantire questa cosa, che quando veniva chiusa questo tempio, questa porta, il rumore della chiusura della porta veniva sentito addirittura fino da Gerico, che era distante 27 km da Gerusalemme, quindi era certamente una struttura grandiosa, forse in quel momento lì era la struttura più grande che c'era in tutto l'impero romano. Se la disputava un po' col Circo Massimo, anche se però il Circo Massimo viene costruito più tardi. Certamente era più grosso di tutte le cose che noi possiamo, più grosso di quanto noi possiamo immaginare. Poi dopo cosa abbiamo di visibile? Abbiamo anche questa fortezza, che vedete che è appena qua di fianco al Tempio. Questa fortezza è una grandissima fortezza che aveva costruito sempre Erode e l'aveva dedicato a Marco Antonio, che era un generale romano, triumviro con Cesare Augusto. E questa fortezza era la fortezza che oggi noi chiamiamo, che nel Vangelo si chiama il pretorio, cioè dove abitava il governatore romano. Dentro questa fortezza abitava il governatore, cioè Pilato, quando veniva a Gerusalemme, risiedeva qui, e qui c'era la guarnigione romana, era una fortezza inaccessibile, tant'è che quando gli ebrei si ribellano poi ai romani conquistano la fortezza, e qui avviene, ed è attraverso qua che gli romani sono costretti a conquistare Gerusalemme, perché era una grande fortezza che era messa lì appunto a vista della città. È messa lì perché il Tempio ovviamente era la zona più convulsa. Qui c'è il Tempio, qui c'è la fortezza. Era la zona più convulsa perché era la zona dove era la zona appunto dove risiedevano la maggior parte delle persone quando c'erano i giorni di festa. Qui abitava Pilato, che solitamente abitava al mare, Cesarea Marittima, perché era la città romana. Pilato disprezzava profondamente gli ebrei, e quindi non c'è dubbio che andasse a abitare nella loro capitale, Gerusalemme, perché poi era una città caotica, calda, preferiva abitare al mare, Cesarea Marittima, saliva a Gerusalemme solo in occasione delle grandi feste giudaiche, appunto perché era il momento in cui probabilmente potevano scoppiare delle rivolte, delle sommosse e così. E dopo ci arriveremo. Poi dopo altre cose che ci sono nel plastico evidenziamenti sono questo che è la fortezza di Re Davide. Questo era il luogo che per primo ospitò i grandi re di Israele, quindi Davide e Salomone. Poi successivamente venne ricostruita sempre da Erode il Grande, che era questo re straniero, che però voleva creare in Gerusalemme una grandiosa capitale per poter accogliere l'imperatore, poter gareggiare con i re vicini, altri re orientali. Aveva costruito questa grandissima città, aveva costruito le mura, aveva costruito il grande tempio, aveva costruito la fortezza, ha ricostruito la fortezza di Davide e abitava qui. Quando Erode poi muore, questa fortezza diventa disabitata. Sostanzialmente ci vanno a vivere dei romani e dei greci. Questo qui era il palazzo Simoneo. Il palazzo Simoneo era il palazzo in cui si univa il Sinedrio, cioè il tribunale ecclesiastico degli ebrei. Era qui che vivevano i sacerdoti, era qui che veniva amministrata la giustizia da parte degli ebrei.
questa fortezza. Tutta questa è la zona, diciamo, greco-romana, la zona un po' più ricca della città. Questa qui, circondata da mura, è la città, quella di Davide, la cittadella di Davide, la città più antica, la parte più antica di Gerusalemme, no? La parte più antica da cui poi si sviluppa tutta questa parte. Oggi tutta questa parte qui non esiste più ed è comunque fuori dalle mura. E tutta questa parte qui è anch'essa fuori dalle mura, Gerusalemme poi si sviluppa praticamente in questa zona. Tutta questa è completamente fuori dalle mura. Ci sono altre due costruzioni che guarderemo dopo con più calma. Questo pinnacolo è la tomba del re Davide, che ancora oggi viene ricordata proprio in questo punto. Questo qui è il cenacolo, dopo lo guarderemo da davanti e ha un segno identificativo, cioè la tavola con sopra il pane, e questa qui di fianco è la casa del sommo sacerdote Caifa, dove Gesù viene interrogato e passa la notte in prigione. Qui. Ancora oggi queste tre strutture, tomba di Davide, casa di Caifa e cenacolo, sono adiacenti, sono nella stessa zona, sul monte Sion, perché Gerusalemme è costruita su due montagne. Questo è il monte Moria, dove si trova il Tempio, dove secondo la tradizione giudaica, proprio qui, dove c'è il Tempio, secondo la tradizione è il luogo dove Abramo stava per sacrificare il figlio Isacco, qui proprio sul monte Moria, e dove oggi sorge la grande moschea d'oro, proprio al posto del Tempio. Mentre invece questo è il monte Sion, la città di Davide. Poi ci sono due valli, questa qui che prende Gerusalemme da questa parte, cioè qui è la valle del Cedro, sostanzialmente oggi è un grandissimo cimitero, ed è quella che separa Gerusalemme dall'Orto degli Ulivi, che qui abbiamo rappresentato appunto con queste piante. L'altra parte, cioè la valle quella che è dall'altra parte, cioè questa, è la valle della Genna, che Gesù cita diverse volte nel Vangelo, dove c'erano dei grandi falò, appunto perché era la zona dove veniva utilizzata un po' come discarica, no? E quindi venivano bruciati i rifiuti nella valle della Genna. Gesù parla del fuoco della Genna, no? Bene, sostanzialmente abbiamo visto questa è la zona un po' più popolare di Gerusalemme, che è la più recente, quella costruita appunto dagli ebrei che venivano da tutta la Palestina per risiedere verso Gerusalemme, ed è la zona quella che ancora oggi un po' esiste. Ovviamente è l'unica parte un po' che si è salvata, perché oggi qui sorge il quartiere ebraico, cristiano e altro. Tutta questa parte quindi non esiste più, compreso il Tempio. Qua c'è un canale, abbiamo detto per curiosità, così se qualcuno si vuole avvicinare a guardare vicino, c'è un canale che era un canale dove scorreva il sangue dei sacrifici, perché durante il periodo di Pasqua il Tempio era una grande macelleria, veniva sgozzato di tutto, perché appunto secondo la tradizione ebraica io faccio un peccato, trasferisco il mio peccato nell'animale, e se sono peccatore ovvio che devo comprare un animale grosso, quindi un vitello senza macchia, puro. Se magari ho fatto un peccato un po' più piccolo, sono povero, devo accontentarmi di un agnello. O comunque ogni volta che vado a presentare mio figlio, o comunque voglio chiedere una preghiera a Dio, devo portare un'offerta, perché secondo la mentalità ebraica Dio non dà nulla per nulla, ha bisogno di un sacrificio. E infatti anche quando Gesù viene presentato al Tempio in quanto primogenito, viene accompagnato da una coppia di colombe, appunto perché era una nascita e poi Maria e Giuseppe sì, stavano bene, però non è che fossero così facoltosi. E quindi venivano uccisi gli animali dal Tempio, il sangue defluiva attraverso questo canale che poi andava a sfociare con la valle della Genna. Bene, magari adesso per iniziare facciamo un canto, Gerusalemme appunto, siamo sempre in tema.
sostanzialmente ha vissuto 3 anni quasi ininterrottamente in Galilea, no? Fra Nazareth e il lago di Tiberiade, in questa zona qui. E la sua predicazione ebbe inizialmente un successo, tant'è che tante persone cominciarono a seguirlo, fece dei grandi miracoli, sbarrò le folle, così centinaia di persone incominciarono a seguirlo. Quando Gesù si trasferiva da una città all'altra era un lungo corteo di persone che lo seguivano. Quindi c'erano tante persone che lo seguivano, ma sostanzialmente perché pensavano che Gesù fosse il Messia politico, cioè questo nuovo Davide che veniva a ricondurre Israele ai grandi fasti del regno di Davide, a liberare dai Romani, a liberare dalla schiavitù, a proclamare l'anno di grazia. E quindi tante persone, diciamo anche un po' sbalordite, affascinate da questo personaggio che moltiplicava i pani e i pesci, che resuscitava i ragazzini, che guariva i leprosi, hanno cominciato a seguirlo, tant'è che anche i suoi discepoli avevano frainteso quello che in realtà Gesù voleva fare. Ad un certo punto Gesù capisce che c'è qualcosa che non va. Capisce che le persone lo seguono non perché credono in lui, ma perché hanno fame. Infatti incomincia a dire: non vi sono fame, viva l'uomo. Voi siete venuti qui perché avete fame, ma dovete cercare piuttosto il pane che non perisce, il pane del cielo. E addirittura si gira e fa quel grande epiteto: chi non ama o chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me, chi ama il figlio e la figlia più di me, non è degno di me, chi non prende la sua croce, non mi segue, non è degno di me. E allora a quel punto, quando Gesù comincia ad alzare i toni, e non è più esattamente come se lo aspettavano le persone, ecco allora che lo abbandonano pian piano tutti. Tant'è che Gesù si gira dai suoi discepoli e dice: volete per caso andare anche voi? Dove state andando? Perché Pietro risponderà: Signore, dove andremo? Tu solo hai parola di vita eterna. Quindi i suoi apostoli lo seguono insieme ad un altro piccolo gruppo di persone, le donne che si prendevano cura di questi uomini e qualche altro discepolo. Quindi se inizialmente c'era stato questo successo, dopo c'è un sostanziale rifiuto. Addirittura Gesù si arrabbia molto con alcune città, vi ricordate? Qua a nord del lago, in Cafarno, c'erano 2 cittadine, Corazin e Bethsaida, dove Gesù fece 2 grandi miracoli, però nessuno credette. Oppure volevano un segno, i farisei chiedevano un segno, Gesù non faceva segni sotto comando, lo faceva semplicemente quando vedeva la fede delle persone. Fagli un segno in modo che ti possiamo credere. Ma Gesù ha sempre rifiutato di dare spettacolo di sé, anche perché sapeva che non era attraverso il miracolo che c'è la fede, ma è attraverso la fede che possono accadere i miracoli, ok? Quindi addirittura lancia anche una profonda condanna nei confronti di queste cittadine. Guai a te Corazin, guai a te Bethsaida, e tu Cafarno, sarai innalzata fino al cielo, fino a Ninive sarete accettata, perché non avete creduto. Ninive credette e allora se ne risparmiata, ma voi verrete distrutti appunto perché non credete in quello che io sto facendo. Infatti oggi chi va in Terra Santa si accorgerà che Corazin, Bethsaida e Cafarno non esiste più niente, sono un cumulo di rovine. Nessuno addirittura si ricorda più dove siano Corazin e Bethsaida, ci sono semplicemente scritti nel Vangelo. E anche Cafarno non c'è praticamente nulla se non un sito archeologico. Quindi a questo punto Gesù cosa fa? Decide di un altro tentativo, manda i famosi 72 discepoli che vanno in giro per la Galilea appunto a predicare il Vangelo. Tant'è che Gesù racconta quella famosa parabola e dice: gli invitati a nozze non hanno rispettato, non hanno osservato l'invito, allora andate a chiamare i principi delle strade tutti quanti. Questi 72 discepoli a 2 ad 1 andarono in giro per tutta la parte nord di Israele, la Galilea, alcuni andavano anche in Fenicia, altri andavano anche in Siria, e sostanzialmente anche la loro predicazione ebbe un po' di successo, però solo nei strati più poveri della popolazione, non in quelle persone che dal punto di vista anche religioso dovevano essere anche più avvantaggiate. Gesù capisce che sostanzialmente non ci arriva pregati in Galilea e allora decide di andare fino in fondo, decide di andare sostanzialmente verso Gerusalemme, perché sa che lì si deve giocare tutto. In Galilea alla fine è stato rifiutato, perché è stato frainteso, è stato anche condannato, è stato, diciamo anche, ricordate quando addirittura a Nazareth volevano spingerlo fino a un burrone. Non era stato accettato il suo messaggio profetico.
allora lui cosa fa? Prende su da Gerusalemme, prende su dalla Galilea e va verso Gerusalemme, sostanzialmente è qui. Quindi fa tutta la valle del Giordano, non si passava dai mezzo perché in mezzo c'era il paese dei Samaritani, che erano considerati eretici, anche se in alcune occasioni Gesù ci passerà, soprattutto quando fa il dialogo con la donna samaritana. Fa la valle del Giordano e arriva qui a Gerico. Gerico è una cittadina che è qui nel deserto, appena sopra il Mar Morto. E qui sapete che avviene il famoso incontro con il mendicante Bartimeo cieco e con Zaccheo. Bartimeo gli non ha vista. Gesù sale verso Gerusalemme e si ferma a Betania. A Betania avviene l'altro grande miracolo che segnerà la condanna definitiva di Gesù, il miracolo della resurrezione di Lazzaro. Gesù arriva a Betania, dove c'era appunto questa famiglia di amici, Marta, Maria e Lazzaro, che erano fratelli ma grandi amici di Gesù, che lo accolgono in casa loro. Lazzaro era appena defunto, Gesù piange, gli dona la vita, resuscita Lazzaro, e in questo modo avviene qualcosa di sconvolgente, perché questa notizia fa il giro un po' di tutta Gerusalemme, perché Betania dista pochi chilometri da Gerusalemme. È un evento così importante come la risurrezione di un uomo che era morto già da 4 giorni e che fra l'altro era molto conosciuto a Gerusalemme, perché Lazzaro era uno con dei soldi, impressiona tutti a Gerusalemme, tant'è che vi ricordate che proprio in quell'occasione Caifa, insieme ai suoi sacerdoti, agli altri sacerdoti di Gerusalemme, proclama la morte di Gesù. Infatti il Vangelo di Giovanni dice: molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di quel che egli aveva compiuto credettero in lui, ma alcuni andarono ai farisei e ritenevano loro di Gesù quello che Gesù aveva fatto. Allora i suoi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e faranno i romani che distruggeranno il nostro nuovo santo e la nostra nazione. Ma uno di loro, di Caifa, che era solo sacerdote in quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non considerate come sia meglio che muore un uomo solo per il popolo e non per la nazione intera. Quindi, in quell'occasione, a motivo della risurrezione di Lazzaro, gli abitanti di Gerusalemme, in particolare i sommi sacerdoti e Caifa in particolare, decidono la morte di Gesù. Quest'uomo sta facendo dei segni troppo importanti. Non possiamo lasciarlo libero di fare quello che vuole, anche perché ci sta facendo fare una figuraccia. Lui è in grado di fare queste cose e noi no. Quindi dobbiamo farla finita. Gesù sale, arriva a Gerusalemme, sostanzialmente arriva a Gerusalemme dal Monte dei Ulivi. Questa qua è una vista di Gerusalemme oggi. Gesù è arrivato lì, oggi ci sono ancora un po' di ulivi, vedete ci sono tutte le tombe di cui parlavo prima. Vede il grande tempio, al posto della moschea col tetto d'oro ci sarebbe il tempio, il santo dei santi. Vede il grande tempio e scoppia in lacrime. Dove Gesù ha scoppiato in lacrime, se qualcuno è stato a Gerusalemme lo saprà che oggi c'è una cappella che si chiama Domus Flevit, cioè un pianto del Signore. Scoppia in lacrime perché dice: Gerusalemme, non mi hai riconosciuto, tu verrai stretta d'assedio, verrai distrutta più volte, perché non hai riconosciuto il momento in cui sei stata visitata. Gesù sa che a Gerusalemme verrà condannato. Gesù sa perfettamente che quelli sono gli ultimi suoi giorni di vita, ma non perché ha una scienza infusa, non perché Gesù sapeva, aveva questa conoscenza che gli era stata donata da Dio, ma perché era una persona intelligente, è una persona religiosa e sapeva che fine fanno i profeti a Gerusalemme. Infatti Gesù dice: devo andare verso Gerusalemme perché nessun profeta deve morire fuori da Gerusalemme. Gesù sapeva perfettamente che i sacerdoti avevano già verificato la sua morte, però decide di andare a Gerusalemme perché vuole sfidare la restaurazione sacerdotale e proporre un nuovo culto. Vuole giocarsi il tutto per tutto. E quindi a questo punto lui può decidere se tornare a Nazareth e continuare a fare il carpentiere, e sono tutti felici come prima, oppure andare a Gerusalemme e cambiare il mondo. Però sa che per cambiare il mondo deve essere il suo sangue, perché conosce la storia, perché conosce la religione, conosce le vicende dei profeti e conosce il cuore degli uomini soprattutto. Quindi arriva a Gerusalemme e a
faccio vedere l'immagine. Appena arriva a Gerusalemme passa da qui, da questa piscina, lo vedete qui, vabbè dopo la riuscirete per vederla. Questa piscina è la piscina di Bezzatà, la piscina probatica. Qui Gesù arriva, guarisce il paralitico, quindi fa un grande miracolo anche qui nella piscina, e poi entra dentro al tempio da questa porta, che è la porta delle pecore. Questa piscina è una piscina perché sapete che tutti gli ebrei, ogni volta che entrano in Gerusalemme, devono purificarsi, ci sono le famose abluzioni. Soprattutto gli ebrei che arrivano da lontano, che fanno tutto il deserto a piedi, prima di entrare nel Tempio, non entravano in città, entravano nel Tempio, facevano il sacrificio e poi tornavano a casa. Devono passare per la piscina, devono purificarsi. Quindi Gesù passa per la piscina con ogni buon israelita. Gesù non ha mai omesso neppure un precetto della legge, li ha sempre fatti tutti. Oh, grazie Angelo. Gentilissimo. Entra a Gerusalemme, entra dentro il Tempio ed è qui che avviene la famosa sommossa della scacciata dei mercanti. Gesù entra e proprio qui in questo luogo avviene quello che abbiamo celebrato ieri, cioè le palme. Gesù quando entra a Gerusalemme, proprio perché in questo tratto qui viene osannato come un nuovo figlio di Davide, perché tutti gli abitanti di Gerusalemme, che magari sono anche abitanti della Galilea, lo conoscono per le grandi opere che ha fatto, e in particolare la notizia della risurrezione di Lazzaro è arrivata a tutti. Tutti sanno chi è quell'uomo che sta entrando a Gerusalemme, tutti sanno che Lazzaro è stato risuscitato proprio da quell'uomo, e quindi si stringono intorno a lui, proprio qui, in questo luogo, per osannarlo con le palme e dire osanna al figlio di Davide. Anche loro non hanno capito nulla, perché tutte queste persone, comprese ancora gli apostoli, credono che Gesù arriva a Gerusalemme per scacciare i romani, credono che sia, magari non penso perché non si sente intermittenza, cioè in realtà credono che sia, ci sono i classici messia politico che viene a liberare Gerusalemme, no? E quindi Gesù entra e forte anche di questo consenso che ha dai giudei, che ha dagli abitanti di Gerusalemme, incomincia ad alzare un po' la testa. Non che ne avesse bisogno di consenso, l'avrebbe fatto comunque, però si sente un po' più forte in quel momento, cioè si sente libero di compiere un gesto profetico molto importante, che è la scacciata dei mercanti dal Tempio. I mercanti in realtà potevano stare solo qua fuori nel cortile dei gentili. I mercanti perché stanno lì? Perché avevano gli animali e quindi davano gli animali in cambio di soldi, ma facevano i cambi a valute, perché quelli che andavano qui dentro al Tempio a dare l'oro, a dare l'offerta, non potevano dare la moneta che avesse impressa sopra l'immagine dell'imperatore romano, perché era una moneta pagana. Avevano, un sistema monetario loro, personale, e quindi immaginate quanti soldi giravano nel Tempio. Milioni di pellegrini ogni anno arrivavano, cambiavano la loro valuta, ovviamente i sacerdoti facevano una cresta abbastanza robusta, vendevano loro gli animali, quelli arrivati da loro, senza macchia, senza difetto, e quindi c'è un giro di soldi notevole. Gesù è questo che vuole impedire. Gesù è stanco di vedere che la casa di suo padre è diventata una spelunca di ladri, di gente che ruba ai propri confratelli, no? Ai propri fratelli, al proprio popolo. Quindi entra dentro questo recinto, che è il recinto quello che divide la zona dei gentili dalla zona quella dei giudei, i mercanti hanno entrato fin qua dentro e incomincia a scartontare un po' di bancarelle. Non è che abbia fatto un'azione così grande, perché altrimenti i romani che sono qui sarebbero intervenuti per fermare questa cosa. È un gesto molto semplice, avrà scartonato quelle 4-5 bancarelle, però questa azione basta perché quel video tutti lo stavano guardando e i sacerdoti capiscono che devono intervenire, perché lui sta rovinando tutti i loro interessi, sta scarvoltando non semplicemente quei 2 o 3 banchetti, ma sta stravoltando tutta l'economia del Tempio, tutta la logica su cui il Tempio si era costruito, su cui si basava, che è una logica molto lontana da Dio. Infatti Gesù disse: non voglio sacrifici, voglio misericordia. Voi vi preoccupate di fare tutte queste cose, di osservare tutti questi precetti, ma in realtà siete dei sepolcri imbiancati, perché producete solo morte. A questo punto Gesù incomincia a stazionare per qualche giorno. E allora i sacerdoti cosa dicono?
è la famosa domanda quella sul tributo a Cesare. È logico o no che diamo il tributo a Cesare, Gesù? Cioè, Gesù stava sostanzialmente qui, no? E tutto il popolo lo ascoltava, c'erano centinaia di persone che lo ascoltavano. Saliva un fariseo e diceva: Signore, tu che sei un maestro, dici, dobbiamo dare il tributo a Cesare o no? Era una domanda da bocchetto, no? Perché è chiaro che Gesù dice sì, dovete dare il tributo a Cesare, che sarebbe indicato tutti gli abitanti di Gerusalemme, perché loro pensavano che lui liberasse Gerusalemme dai Romani. Ma se Gesù diceva no, non dovete pagare Cesare, si sarebbe indicato i Romani, che quindi ci avrebbero messo pochi secondi ad arrivare a prenderlo e cacciarlo fuori dalla città se non addirittura fustigarlo. Quindi una domanda tra bocchetto fatta apposta per mettere Gesù in difficoltà e farlo cadere davanti a tutti. Adesso vediamo cosa ci rispondi. E Gesù disse la famosa risposta: date a Cesare ciò che è di Cesare, date a Dio ciò che è di Dio, e in questo modo appunto esce da questo tranello. L'altro tranello che gli fanno, vi ricordate, quello ad esempio, se una donna sposa 7 fratelli e questi muoiono tutti, nel regno dei cieli chi sarà sposa questa donna? Erano tutti modi con cui i farisei, un po' astuto, un po' scaltro, volevano mettere in difficoltà Gesù davanti al popolo e davanti ai Romani. Ma Gesù non ci casca mai. E quindi anzi, più loro lo provocano e più lui acquisisce consenso nel popolo. E quindi non sanno più cosa fare. Gesù abbandona Gerusalemme per qualche giorno, torna a Betania e capisce che ormai i conti sono fatti. Torna a Betania e lì avviene la famosa unzione. Vi ricordate la famosa unzione che fa la donna a Gesù con l'olio di nardo? L'unzione veniva fatta a coloro che sono morti, a coloro che si stanno preparando a compiere un grande sacrificio. Tant'è che vi ricordate Giuda che dice: non potevamo dare questi soldi ai poveri? E Gesù che risponde: lo conserverà per la mia morte, che avverrà presto, Giuda, non ti preoccupare. Gesù torna a Gerusalemme, però a questo punto siamo già a giovedì, ok? Sono già passati 4 giorni, siamo a giovedì. Vi leggo il passo. Venne il giorno degli Azimi, nel quale si doveva curare la vittima della Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che te la prepariamo? Ed egli rispose: appena entrate in città, vi farà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. Là preparate. Essi andarono e prepararono tutto come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. L'immagine del cenacolo. Vediamo. Qui. Questa qua è la riproduzione che abbiamo fatto nel plastico del cenacolo. Vedete, sotto c'è una sala, questa è la zona, diciamo, dove si dormiva, dove si pregava, dove stavano anche le bestie, anche se a Gerusalemme ce n'erano poche, però sostanzialmente in Palestina era così, e tutte le case, almeno quelle signorili sopra, avevano una grande sala dove ci facevano i ricevimenti. Gesù infatti vuole che nella sala di questa casa, che apparteneva a una persona che era amica di Gesù, fosse preparata la Pasqua per i suoi discepoli. Avete visto che abbiamo stilizzato un po' il tavolo con sopra la pagnotta. La Pasqua non era appunto la commemorazione di quello che Dio ordina agli ebrei nel deserto, cioè di fare la miele arrostito, di mangiarlo prima che faccia buio, e sostanzialmente in questo luogo Gesù si sdraia con i suoi discepoli. Non era un tavolo con delle sedie come possiamo immaginare oggi, come ad esempio ci sono nei vari dipinti, non so, nella famosa Ultima Cena di Leonardo, ma era una sorta di tavolo giapponese, quelli molto bassi, dove i discepoli si accasciavano e non c'erano i piatti non erano uno per uno, c'era un calcio personale, ma poi dopo ci si serviva con tutte le varie portate che venivano messe nel centro del tavolo. Ed è per quello che Gesù dice: colui che intingerà il boccone con me mi tradirà, perché c'erano in mezzo alla tavola dei piatti, no? delle pietanze
pietanze a cui tutti pasteggiavano direttamente con le mani, no? E a questo punto Gesù celebra la sua ultima cena, no? Vive la sua cena alla Pasqua con i suoi discepoli. Gesù era un più israelita perché la Pasqua sarebbe stata il sabato. Gesù si prepara per la Pasqua e siamo a giovedì sera. E a questo punto che Giuda abbandona il cenacolo e va qui, proprio di fianco, dove abitava Caifa, no? Dove c'erano i sommi sacerdoti. In realtà ci sono interpretazioni diverse, però perché Giuda tradisce Gesù? Perché era assetato di denaro? Perché voleva quei 30 denari? Probabilmente no. Giuda aveva capito che Gesù non voleva andare fino in fondo secondo i suoi canoni. Giuda è rimasto profondamente deluso da Gesù, così come anche gli altri discepoli. Gesù ha detto chiaramente che non voleva liberare Gerusalemme come loro si aspettavano, con la forza. Gesù voleva liberare Gerusalemme in un altro modo. I discepoli non ci stanno, e Giuda in particolare. Giuda dice: adesso vado a chiamare i sacerdoti, faccio arrestare Gesù, forzo la mano, per così capiamo Gesù cosa è disposto a fare per noi. Gesù è costretto a non rimanere inerte così come ha fatto fino adesso. Gesù è costretto ad alzare i toni anche lui. Se lo tengono, lo arrestano, vedrai che Gesù un miracolo lo compie, in modo tale che tutti possono credere in lui. Ovviamente questa è un'interpretazione, però è quella che diciamo adesso un po' più seguita. Giuda non lo fa tanto per avidità, tant'è che vi ricordate che riporta i denari ai suoi sacerdoti, ma lo fa perché vuole forzare la mano, tradisce Gesù perché spera che Gesù possa uscire allo scoperto. Infatti dopo rimane profondamente deluso, tant'è che si va a impiccare, perché appunto ha visto che Gesù non era ciò che lui pensava. Era un messia, ma non era un messia politico, ma era un messia salvifico. Gesù si ritira con i suoi discepoli. Gesù si ritira con i suoi discepoli qui nell'Orto degli Ulivi, che proprio a dirimpetto del grande tempio, ed è qui che avviene la notte dell'agonia. Siamo sempre a giovedì sera. Qui avviene la preghiera di Gesù. Allora immaginate che questo momento è il momento probabilmente dove Gesù si sente più solo. Gesù è qui che prega, chiede ai suoi discepoli di pregare, di pregare anche solo un'ora con lui, per dare coraggio, per pregare tutti insieme, per andare insieme verso questo destino, questa prospettiva, perché sa che Giuda è andato ad avvertire i sacerdoti e che presto verranno a prenderlo. Giuda sa perfettamente che Gesù si trova qui, perché è nel luogo dove abitualmente Gesù andava a pregare insieme con i suoi discepoli, proprio di fronte al grande tempio. Ma anche qui Gesù poteva andare da un'altra parte, poteva rifugiarsi da casa di qualcun altro, ma non lo fa, perché vuole far capire a tutti qual è la sua forza, la forza del perdono e dell'amore. Quindi va qui al Monte degli Ulivi e aspetta, sa che presto lo verranno a prendere, e sa che lo verranno a prendere proprio quella sera lì, quella notte lì, perché sa che fra Giuda e i sacerdoti c'è, e la simpatia sacerdotale, c'è un accordo. Pensate anche in quel momento ai sentimenti di Gesù, che dovevano scaturire dal suo cuore. Se vi ricordate, il diavolo aveva tentato Gesù nel deserto all'inizio del suo ministero, e il Vangelo dice sarebbe tornato a tempo opportuno. Ed è proprio quel momento in cui il diavolo torna prima della passione di Gesù, durante la sua preghiera nell'Orto degli Ulivi, nel Getsemani, proprio lì, perché sa che sono quelli i due momenti in cui può cercare di far cadere Gesù. Il primo è l'inizio del ministero e l'ultimo è l'epilogo del suo ministero pubblico. Il diavolo è come se gli dicesse: ti rendi conto di come sono andati questi 3 anni in questo paese? Ti hanno rifiutato, ti hanno scacciato via da tutte le parti in cui sei andato, i tuoi amici ti abbandonano, adesso sei da solo, si sono addormentati. Ne vale la pena Gesù di andare fino in fondo? Torna piuttosto a Nazareth, torna a fare la tua vita, torna a fare il tuo mestiere. Il diavolo lo tenta fino in fondo, ma Gesù gli dice: va diretto Satana, ma piuttosto, oh Dio Padre,
la forza di bere questo calice. È un momento profondamente doloroso per Gesù, perché è abbandonato da tutti. Razionalmente noi potremmo dire, non ne valse la pena. In Galilea si è stato rifiutato, in Samaria si è stato rifiutato, a Gerusalemme si è stato rifiutato, i tuoi amici più fidati ti hanno abbandonato, si sono addirittura addormentati. Gesù ha anche preso un po' da rabbia, dall'avvilimento, va lì, gli dà un calcio, gli dice: ma Pietro, ma perché ti sei addormentato? Ti ho chiesto di vegliare una notte sola con me. E questo è quello che significa la nostra amicizia. Ma perché Pietro non aveva ancora capito nulla, neppure Giovanni, non sanno che stanno venendo a prenderlo. Forse sono ancora lì che un po' si poggiano dentro al successo che Gesù ha ottenuto quando è andato a Gerusalemme. Loro da uomini, da semplici pescatori di Galilea, avranno detto: oh, questi qua li trattano come un re. Vuoi vedere che adesso ne beneficiamo anche noi? Infatti per quello che quando Pietro vede arrivare la guardia del Tempio per arrestare Gesù rimane profondamente sconvolto, non se l'aspettava che arrivassero proprio quella sera. Non avevano neppure capito che Giuda stava andando a tradirlo. Infatti pensavano forse è andato fuori per fare del compere, infatti era quello che teneva la cassa. Non se l'aspettano, per loro uno shock grandissimo. Non solo che quella sera lo arrestano, ma anche che Gesù non reagisce in nessun modo. Infatti Pietro gli dice: ma vuoi che lottiamo per liberarti? Tant'è che stacca l'orecchio al servo del sommo sacerdote. Rimangono, è per quello che fuggono via, sia perché hanno paura, perché la guardia del Tempio era armata e numerosa, ma anche perché rimangono profondamente scioccati da quell'epilogo, non se l'aspettano, sono disorientati, sono impauriti, scappano da tutte le parti. Pietro segue da lontano Gesù, guarda dove va. Infatti Pietro arriverà prima a casa di Caifa, però ancora non capisce, è profondamente rammaricato. Immaginate anche i sentimenti con gli apostoli: abbiamo abbandonato tutto, abbiamo abbandonato per seguirlo, abbiamo lasciato la nostra famiglia, il nostro lavoro, le nostre sicurezze, e adesso è così che va a finire. Il nostro maestro è stato preso, lo condanneranno a morte, e di noi cosa sarà? In questa città fra l'altro straniera. Gesù viene condotto a casa del sommo sacerdote. Vedete, l'abbiamo raffigurato in questo modo, con la porta aperta, per indicare l'episodio della portinaia che accusa Gesù accusa Pietro, scusate, di essere un Galileo. La domanda che ci potremmo fare è: perché vanno ad arrestare Gesù proprio di notte? Ma la risposta è chiara: perché non volevano darne l'occhio. Caifa sapeva che tutti sanno chi è Gesù a Gerusalemme, tutti sanno che Gesù è un profeta, tutti hanno nel cuore la speranza che Gesù possa liberare Gerusalemme. E secondo voi, se Caifa fosse andato ad arrestare Gesù in pieno giorno, gli abitanti di Gerusalemme gli avrebbero consentito? Assolutamente no. Tant'è che Gesù gli dice: sono stato giorni interi in tempio a predicare e non avete fatto nulla, e adesso venite con picche e bastoni nel cuore della notte. Lo dice il Vangelo questo, Ed è per quello, perché neppure i sacerdoti erano tutti concordi in uccidere Gesù. Caifa vuole fare in fretta, vuole farlo di notte perché ha paura che qualcuno possa opporsi alla sua proposta di condannare Gesù. Lo fa di notte e lo fa qui a casa sua. Vi ricordate che come vi ho detto che solitamente il Sinedrio, cioè il tribunale ecclesiastico, si ritrova lì nel palazzo Simoneo? Lo fa a casa sua perché non vuole avere oppositori. Chiama i suoi 10-11 amici e in questo modo accusano Gesù. Lui è il sommo sacerdote, può farlo, è della fazione sadducea, cioè quelli che sono più contrari all'opera e al mistero di Gesù, perché gli altri sono i farisei che sostanzialmente non erano contrari a Gesù, lo disprezzavano, però non volevano la morte di Gesù. Tant'è che lo stesso Vangelo ci dice che Giuseppe d'Arimatea, che era membro del Sinedrio, non voleva la morte di Gesù. Quindi Caifa chiama, la sua compricola di amici, suo suocero Anna, e poi dopo tutti gli altri sacerdoti, tutti gli altri aristocrati di Gerusalemme che traevano profitto dall'economia del Tempio. Vengono qua, lo interrogano, e quello che devono riuscire ad avere per condannarlo è una bestemmia. Cioè Gesù deve dire davanti ai sacerdoti che lui è Dio, e quindi bestemmiare, farsi come Dio,
che secondo gli ebrei era uno dei peccati più gravi, che era meritevole, per questo poteva essere meritevole di morte. Si presentarono due che dissero: costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei Cristo, il figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedete il figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio, venire sulle nuvole del cielo. Allora il sommo sacerdote si spacciò le vesti dicendo: ha bestemmiato. Perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Hanno bisogno di una prova. Sostanzialmente è un motivo di facciata. Loro avevano già deciso di uccidere Gesù, però hanno bisogno di una prova perché agli atti possa essere trascritto: costui ha bestemmiato davanti al sommo sacerdote. Sei tu il Cristo, il figlio del Dio vivente? Tu lo dici, io lo sono, basta, è reo di morte, portiamolo a morire. A questo punto Gesù passa tutta la notte nelle prigioni della casa del sommo sacerdote, in una cella. Passa tutta la notte, ovviamente, intorno, nessuno sa che Gesù si trova lì. Infatti anche fuori dal palazzo c'erano delle persone che stavano semplicemente banchettando. Pietro arriva e guarda da lontano la scena, ma nessuno sa che in quel momento i sommi sacerdoti stavano interrogando Gesù. Lo sanno semplicemente la guardia del Tempio, il sommo sacerdote e qualche altro aristocratico che era presente lì, che era stato convocato da Caifa a casa sua. Non lo sa nessun altro. Il Vangelo poi ci dice che all'alba Gesù viene condotto davanti a Pilato. Cioè, vi faccio vedere l'immagine di questo. Un attimo. Vabbè, questa. Quindi fa tutta la strada qui per arrivare da Pilato. Fa tutta la strada, parte dal palazzo del sommo sacerdote, più o meno sono le 5, le 6 di mattina di venerdì. C'è l'alba, sono i primi chiarori, Gesù viene prelevato dal carcere e viene portato da Pilato, che è qui. Quindi fa tutta la strada, ma lo fanno talmente presto che nessuno li vede. Perché devono andare da Pilato? Perché c'è una legge romana che si chiama lex glandi. Secondo questa legge nessuno può essere messo a morte se non per ordine del governatore. I sommi sacerdoti possono imprigionare, possono esiliare dalla città, possono ad esempio anche scomunicare dalla religione ebraica, ma non possono condannare a morte nessuno. Questo possono farlo solo i romani e in particolare solo il procuratore, Ponzio Pilato. Quindi devono andare da Pilato, che è qui, al pretorio, e devono trovare un modo per convincere Pilato a mettere a morte Gesù. Arrivano e gli dicono: costui ha bestemmiato. Pilato dice: e a me cosa me ne frega? A me delle vostre questioni religiose non interessa nulla, quindi lasciatelo pur libero e basta. Fra l'altro ricordiamo una cosa, che Pilato disprezzava profondamente i sacerdoti. Li disprezzava profondamente perché c'era questo rapporto di odio fra di loro. Pilato odiava tutti gli ebrei e infatti non gli si faceva dei problemi anche ad ammazzarne qualche decina ogni tanto. Però in particolare i sommi sacerdoti, perché erano quelli che avevano il potere in Gerusalemme. Quindi doveva fare in un certo modo l'opposto di quello che gli chiedevano, perché il popolo si radunava e se Pilato era meglio, allora i sacerdoti perdevano potere, ma se i sacerdoti convincevano Pilato a fare qualcosa, i sacerdoti acquisivano il potere. Quindi c'è anche questo braccio di forza, braccio di ferro, scusate, tra Pilato e i sommi sacerdoti. Devi metterlo a morte. Perché? Perché ha bestemmiato? No. E allora i sacerdoti devono trovare un modo per fare in modo che Pilato lo condanni. Non possono accusarlo per motivi religiosi, ma possono accusarlo per motivi politici. A Pilato della religione non gliene frega niente. A Pilato interessa la politica. Infatti lui è lì a nome dell'imperatore Tiberio. E quindi gli dicono:
sai che costui vorrebbe farsi re? Sai che costui vorrebbe diventare il re dei Giudei? Pilato, quando sente che questo uomo vuole essere re, perché poi anche Pilato aveva sentito parlare di questo Gesù che faceva dei miracoli, lo chiama e lo interroga personalmente. Vi ricordate che gli dice, ad esempio, Pilato allora entrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei Giudei? E Pilato, e adesso a questo punto inizia il dialogo con Gesù, no? Il dialogo è quello, sì, io sono il re dei Giudei, ma il mio regno non è di questo mondo. A questo punto Pilato capisce che in realtà quest'uomo qua è innocuo, non fa niente, è esaltato, e lo vuole rimettere in libertà. Però prima dice, ma no dai, non mi voglio guastare la piazza con questa vicenda, mandiamo da Erode. Lo manda da Erode, che è qua, nel palazzo Simoneo, qui dove si dice il Sinedrio, era anche il luogo dove Erode, quando arrivava a Gerusalemme, abitava, e vi ricordate che Erode lo interroga, era contento di vederlo perché era tanto che voleva vedere Gesù, ma poi dopo non gli interessa, lo prende per un pazzo, perché sostanzialmente Gesù non risponde nulla a Erode, tant'è che Erode gli chiedeva: fammi un miracolo, fammi vedere qualcosa di grandioso. Gesù non gli risponde a Erode, perché capisce che in realtà questo qua è un mentecatto. Lo aveva disprezzato profondamente anche in altri momenti del Vangelo, quando gli disse: andate a dire a quella volpe di Erode, no? E quindi viene rimandato da Pilato. Pilato non sa più cosa fare. Pilato vuole liberare Gesù, sia perché sostanzialmente capisce che i sommi sacerdoti lo stanno accusando ingiustamente, ma anche perché vuole avere la vita come i sommi sacerdoti. Fa di tutto per liberarlo. Lo manda prima da Erode, sperando che Erode lo liberi. Poi dopo addirittura cerca di prendere tempo e incomincia a far arrivare, a far affluire qui davanti alla fortezza, in questo luogo che si chiama il Tostato, e la folla di Gerusalemme, e infatti fa arrivare, manda i soldati per far confluire tanta folla qui davanti, perché vuole far vedere a tutti che lui è il sommo governatore e che nessuno può comandarlo. Arriva tanta folla e dice: volete liberare Barabba o volete liberare Gesù? Sto andando un po' veloce perché altrimenti rischiamo di soffermarci troppo su alcuni punti. Volete liberare Barabba o volete liberare Gesù? Perché secondo la Pasqua io di solito vi lascio libero un condannato. Lui spera che la folla dica Gesù, ma in realtà quella folla che è confluita lì davanti al suo palazzo è tutta una folla, questo dice il Vangelo, è tutta una folla che era stata fatta confluire dai sacerdoti, gente che era stata pagata probabilmente dai sacerdoti per urlare il nome di Barabba. I sacerdoti ormai non capiscono più nulla, sono talmente accecati dalla rabbia nei confronti di questo Gesù che sono disposti a qualunque cosa, anche a pagare dei falsi testimoni. Allora Pilato cosa fa? Non sa più che pesce prendere. Dice: ok, facciamolo flagellare. Lo porta dentro alla fortezza e lo fa flagellare con 30 colpi di flagello. In realtà gliene daranno 100. E infatti secondo tanti storici del Vangelo Gesù sarebbe morto comunque, anche senza la crocifissione, perché 100 colpi di flagello sono letali per un uomo adulto. Sopra i 60 colpi, 60-70 colpi, sarebbe morto comunque. E infatti perché i romani ovviamente disprezzavano gli ebrei, quindi se possono divertirsi un po' lo fanno perché volentieri. A questo punto Gesù, ormai quasi esanime, viene condotto qui davanti alla fortezza, dove oggi si trova la chiesa dell'Ecce Homo, no? Quando Pilato dice: questo è l'uomo, qui davanti, nel portale della fortezza. Qui ci sono tutti i sommi sacerdoti con il popolo. Pilato cercava di liberarlo, ma i giudei gridavano: se liberi costui non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re si mette contro Cesare. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridavano: via, via, crocifiggilo. Disse allora Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Questa, diciamo che è l'apice dell'abominio, della blasfemia da parte dei sacerdoti. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Ma come? Se per tutta la storia di Israele non avete detto che non avete altro Dio, non avete altro re all'infuori di Dio. Avete sostituito Dio con Cesare, apposta per andare fino in fondo con questa vicenda.
Pilato sa che quella è una provincia di cui Tiberio non vuole più sentir parlare, perché è una provincia dove ci sono ribellioni, dove ci sono sommosse, che non paga il tributo, e allora Pilato non vuole che a Roma arrivino delle notizie brutte sul suo riguardo, sul fatto che lui non riesce a mantenere l'ordine, si trova davanti a tutta questa gente inferocita, in particolare i capi del popolo e l'aristocrazia di Gerusalemme, che vuole a morte assolutamente quest'uomo. È un braccio di forza fra loro e lui. Pilato non sa più cosa fare. A questo punto lo consegna perché fosse crocifisso, non è disposto a provocare, ad accettare una rivolta pur di mantenere in vita quest'uomo. Sa che potrebbe accadere qualsiasi cosa e quindi a questo punto fa un passo indietro e dice ok, uccidetelo. Così ripristiniamo la famosa pax romana che deve vivere in questa città. Gesù parte, sono più o meno le 9 del mattino, le 9 del mattino di venerdì. Gesù parte, fa tutta la via dolorosa, sulle spalle Gesù non aveva la croce, come spesso viene raffigurato nella rappresentazione della Via Crucis, anche quelle che abbiamo qui in chiesa, ma aveva solo il patibulum, che è un grande palo orizzontale, la parte orizzontale della croce, perché sulla collina del Calvario, che era fuori dalla città appunto perché nessuno poteva essere ucciso dentro la città, secondo la legge giudaica, c'era il palo, quello verticale, no? Lì il patibolo veniva issato e poi si formava la croce così come la conosciamo. E la morte per crocifissione è una morte tipicamente romana, perché gli ebrei per la bestemmia lapidavano le persone, avviene poi anche nel caso di Santo Stefano, no? Subito dopo la morte e la risurrezione di Gesù. E in questo caso la morte è tipicamente romana, e sono i sacerdoti va bene, l'importante è fare fuori quest'uomo. Lo portano fuori, arriva qui sul Calvario, che era il famoso luogo dentro il cranio, il Fasaglio, perché lì probabilmente c'era una cava di argilla, e una piccola collinetta proprio da fuori dalle antiche mura di Gerusalemme. Oggi è dentro la città, dove sorge la Basilica del Santo Sepolcro, ma una volta era fuori appunto dalla città. Vi faccio vedere quest'altra immagine, quella... Ecco, vedete, questo è il portale dell'Esceomo, fuori dalla fortezza Antonia, dal pretorio. Gesù scende le scale, qua c'erano solo i sacerdoti e il popolo che accusava Gesù. Fa tutta la via dolorosa in mezzo alla città, la parte quella più popolosa di Gerusalemme, esce da questa porta e qui c'è il famoso Monte Calvario, che in realtà è una piccola collinetta, cioè non è che gli ebrei hanno questa abitudine di esaltare tantissimo i luoghi geografici, i monti, laghi, mari, ma in realtà o erano laghetti o erano piccole collinette. Gesù sale e viene crocifisso appunto di fianco a due ladroni. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo dentro il cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifisso e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la face porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Pilato tenta quest'ultima cosa, un po' per acquistare un po' di dignità, no? Fa mettere questo cartello con scritto Jesus Nazarenum Rex Judeorum, cioè Henry, no? Era la famosa scritta con cui lui disprezzava il popolo ebraico. Infatti i sacerdoti del Vangelo si dice che gli rivolgono questa accusa: togli quella scritta, perché lui non è il nostro re. E Pilato risponde: quello che è scritto è scritto. Era un modo un po' per prenderlo in giro, no? E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo i capi dicendo: tu che distruggi il Tempio e lo costruisci in 3 giorni, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso il 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi Gesù sta sulla croce quanto tempo? 6 ore. 6 ore prima di morire. È un tempo interminabile. I ladroni erano di fianco, probabilmente ancora di più. Ma perché questa morte? Perché era una morte atroce, era la morte più atroce con cui i romani punivano i popoli sottomessi.
perché in questo modo doveva essere una rappresentazione pubblica, una manifestazione pubblica, doveva essere appunto un modo con cui i romani punivano atrocemente qualcuno e coloro che vedevano questa scena dovevano appunto, un po' come si fanno un po' tutte le dittature, doveva essere una morte esemplare perché tutti potessero avere negli occhi, come di fare qualcosa che non andava bene, che era contro la legge, questa punizione. Quindi crocifiggono Gesù sta sulle croce 6 ore, dalle 9 fino alle 3 del pomeriggio. Secondo il Vangelo, a mezzogiorno ci fu un'eclissi totale, ci fu il buio su tutta la terra, un'eclissi che durò 3 ore. Fisicamente è impossibile perché sapete che le eclissi durano pochi minuti, però secondo il Vangelo ci fu un'eclissi che durò 3 ore, ci fu un grande terremoto. Il velo del Tempio si squarciò. Quel velo era un velo alto 30 metri, più alto di questa cupola, ed era spesso 5 centimetri. 5 centimetri di velluto rosso di porpora, squarciato, era impossibile riuscire a squarciare, però secondo il Vangelo si squarciò il velo del Tempio, proprio in quelle 3 ore, da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio. Alle 3 del pomeriggio il Signore consegnò il suo spirito, secondo quella preceduta, quella famosa frase, Dio mio, perché mi hai abbandonato. In realtà quello lì non è una frase, diciamo, come spesso l'hanno interpretata in solitudine, no? Quasi come se Gesù dicesse, Signore, perché mi hai abbandonato? Tutto è andato male. Ma quello lì è l'inizio del Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un salmo che appunto Davide scrisse 1000 anni prima di Cristo e che ripercorre perfettamente tutti i passi della passione, tutti i movimenti che Gesù fece. È un salmo profetico ed è un salmo anche che termina con un affidamento a Dio, in cui l'autore di questo salmo proclama la sua dipendenza, la sua fiducia verso Dio che l'avrebbe salvato. E quindi Gesù, forse anche per la poca voce che aveva, riesce a pronunciare solo quelle parole, perché se avesse dovuto andare avanti avrebbe recitato interamente a memoria tutto il salmo, che si conclude con un affidamento a Dio, con una fiducia rinnovata verso Dio. Alle 3 del pomeriggio arriva il famoso soldato romano per verificare se Gesù è morto. Capisce che Gesù è morto. Gli avrebbero spezzato le gambe, ma non gli spezzano le gambe perché lui è già morto, le spezzano agli altri 2 che erano di fianco a lui. Perché gli spezzano le gambe? Perché spezzando le gambe l'uomo che incrocia non ha più l'appoggio sotto e quindi crolla e a questo punto va in coma respiratorio e quindi muore soffocato. Era un modo per concludere, per fare in modo che i condannati morissero più in fretta e potessero liberare la scena prima appunto che, anziché stare lì magari ancora per tante ore. È una morte con in croce che solitamente lasciava in vita le persone in atroci sofferenze per più e più ore, alcune volte anche per alcuni giorni. Si moriva di stenti lì sulla croce. Quindi immaginate anche, faccio una piccola parentesi, la Madonna, Maria Maddalena e Giovanni che sono lì sotto la croce per 6 ore, stanno lì per 6 ore ad aspettare la morte di Gesù. Immaginate anche la drammaticità di quel momento. Certamente per Gesù che soffre delle pene fortissime, ma immaginate anche quello che ha dovuto patire la Madonna, Maria Maddalena e il discepolo amato in quel momento. Stanno lì e aspettano la morte del loro Signore. Non possono fare nulla, perché ovviamente c'è anche la guardia romana a guardia della croce. Prendono Gesù, Giuseppe d'Arimatea, che era un fariseo che non aveva voluto la morte di Gesù, e lo pone nel sepolcro. Nel sepolcro, di cui non ho la foto, anzi ce l'ho. Vedete, appena sotto alla collina c'è il sepolcro. Nel Vangelo si dice che c'era un giardino lì nel campo del Vasario, abbiamo riprodotto un po' così per ricordare questo, e c'è un sepolcro. Questo sepolcro apparteneva a un membro del Sinedrio, un ricco di Gerusalemme che si chiamava Giuseppe d'Arimatea. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Gesù lo concesse, allora gli andò e prese il corpo di Gesù. Essi presero allora il corpo di Gesù, lo porsero in vende insieme con oli aromatici, come usato da seppellire per i giudei. Ora, nel luogo dove era crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno
era stato ancora deposto. Il corpo di Gesù viene deposto dalla croce, sono le 3 del pomeriggio. Probabilmente, secondo la maggior parte degli esegeti, siamo al 6 aprile del 30 d.C. È venerdì pomeriggio, ormai si sta rabbuiando. Dopo le 3 del pomeriggio, verso le 6, Gesù viene deposto dalla croce, viene messo dentro al sepolcro in modo sbrigativo. Perché in modo sbrigativo? Perché col tramonto entravamo nello Shabbat, nel sabato, dove gli ebrei non possono fare nulla. In particolare quello Shabbat è ancora più importante perché è la Pasqua. Quindi non si può fare nulla, non si possono onorare i morti il sabato pomeriggio. Il sabato è dal venerdì pomeriggio, dal crepuscolo in avanti. Quindi depongono Gesù dentro al sepolcro, chiudono il sepolcro con una macina da mulino molto grande, che stava poi quel sasso lì, e lì Gesù rimane fermo tutto sabato. Perché le donne non vanno ad onorare il corpo di Gesù il sabato? Perché c'era la legge ebraica che impediva di andare a onorare il corpo dei defunti proprio il giorno sabato, perché quella era la festa del giorno dedicato a Dio. Le donne vanno ad onorare il corpo di Gesù la domenica mattina all'alba. Il Vangelo dice che Maria di Magdala e l'altra Maria corso appunto nel giorno dopo il sabato. Maria di Magdala si recò al sepolcro di buon mattino, appunto quando è passata la notte, e a questo punto può onorare il corpo di Gesù. Quando era ancora buio e vide che la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. Maria di Magdala arriva di corsa perché vuole andare ad onorare il corpo di Gesù. Maria di Magdala non se lo aspetta che Gesù è risorto. Infatti quando arriva si mette a piangere e dietro sente una voce che dice: donna, che cosa stai cercando? E Maria le risponde: Signore, se sei stato tu a sottrarre il corpo del mio maestro, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Anche Maria non ha ancora capito nulla. Nessuno si ricorda che Gesù aveva detto che sarebbe risorto, nessuno ha idea di cosa sia la risurrezione. Nessuno. A quel punto quell'uomo disse Maria, la chiamò per nome. Maria si girò e disse: Rabbi, sei proprio tu. A questo punto Maria corre al cenacolo e dice: ho visto il Signore. Gli apostoli erano sparsi per tutta Gerusalemme, si ritrovano nel cenacolo, si barricano dentro e stanno lì ad aspettare che le acque si calmino. Maria arriva, spalanca la porta e dice: ho visto il Signore, è risorto. A questo punto Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro, gli altri 10 probabilmente non se ne rendono neppure conto, oppure dicono: ma sta qua una visionaria, lasciamo perdere. E corrono al sepolcro anche perché vogliono andare a vedere dove hanno messo il corpo di Gesù, ancora anche loro non ci credono. Arrivano e vedono che il sepolcro è vuoto, non capiscono, dicono: dove hanno messo il corpo di Gesù? Lo hanno rubato e dobbiamo ancora onorarlo, dobbiamo ancora fargli una veglia funebre. A questo punto Gesù appare anche a loro e gli dice: andate e precedetemi in Galilea, smettete di stare chiusi dentro quel sepolcro, dentro quel cenacolo, andate e là vi dirò ciò che dovete fare. E a quel punto che gli apostoli, questi 2 apostoli, tornano al cenacolo dagli altri apostoli dicendo questa cosa: guardate che abbiamo visto il Signore risorto. E Gesù appare anche nel cenacolo a tutti quanti e proclama: andate, ammaestrate tutte le nazioni, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ricordate che manca Tommaso, che quando torna, perché Tommaso era ancora disperso, non era ancora tornato nel cenacolo, e quando torna lo aggiornano su tutto, eppure lui non crede. A questo punto c'è poi tutta la storia degli ebrei che rimangono anche loro sconvolti dal fatto che la pietra è rotolata via, non è più davanti al sepolcro, e secondo il Vangelo di Matteo si inventano la storia che i discepoli di Gesù avevano rubato il corpo e dicono a tutti che è risorto. In realtà Gesù appare alla donna, appare a Maria Maddalena per primo. Il valore giuridico della testimonianza di una donna era pari a 0. Gesù sceglie, anche in questo caso, non di apparire davanti ai sacerdoti, non di apparire davanti a Pilato, ma di apparire davanti a una donna che non poteva testimoniare nessuno che era risorto. Chi poteva credere a una donna? Da qui poi inizia tutta l'opera
cominciano a predicare il Vangelo a Gerusalemme, soprattutto con l'arrivo dello Spirito Santo, e vanno poi in giro per il mondo. Bene, abbiamo concluso, avete capito che è il momento conclusivo. Facciamo un canto finale e poi dopo magari, se qualcuno vuole fare qualche domanda, rispondiamo. L'ultimo appunto, oggi di tutto questo non esiste più nulla, cioè è stato tutto distrutto. I Romani del 70 d.C., sotto l'imperatore Tito, hanno distrutto completamente, hanno raso al suolo a Gerusalemme e hanno lasciato in piedi solo una piccola parte di muro che oggi si trova qui, che è il famoso muro del pianto, che viene chiamato così perché gli ebrei di oggi, sapete che pregano così, in realtà non stanno piangendo, ma è un modo che loro hanno per far pregare anche i corpi insieme con le parole. E è rimasto solo una piccola parte di tempio in cui gli ebrei si concentrano per pregare. In realtà gli ebrei vorrebbero poter costruire il tempio. Per esempio vedete la famosa moschea, questa qui è la Basilica del Santo Sepolcro, con la cupola dove sotto c'è il Calvario e il sepolcro di Gesù. Una volta era fuori dalla città, adesso è dentro la città. Questo qui è la famosa moschea d'oro, la moschea di Omar, che è costruita proprio sopra la roccia del Monte Moria, dove appunto c'era il Tempio di Gerusalemme. Quando sono arrivati gli arabi nel 700, hanno visto che c'era questa spianata dove c'era una volta questo tempio, e allora per dare valore alla loro religione, diciamo che fra virgolette hanno creato questa tradizione secondo la quale qui Maometto sarebbe stato rapito al cielo. E allora qui hanno costruito questa moschea, il tetto è d'oro perché ultimamente lo sceicco ha fatto dono dell'oro per rivestire la cupola. Oggi gli ebrei cosa vogliono fare? Vogliono distruggere questo tempio, questa moschea, di fianco c'è anche l'altra moschea dell'Aqsa, che è ancora più antica, per ricostruire il tempio di Salomone, il tempio di Erode, quello dove appunto è la casa di Dio. Gli ebrei ancora oggi vorrebbero distruggere queste moschee, è per questo che c'è sempre questa conflittualità anche fra ebrei e palestinesi, non semplicemente per una questione di confini, ma anche per una questione ideologica, religiosa. Gli ebrei vorrebbero distruggere le moschee, ma queste moschee per i musulmani sono il terzo luogo più santo sulla terra, mentre per gli ebrei sono il luogo unico più santo sulla terra. Quindi immaginate anche la conflittualità che c'è tra questi due popoli. Cioè,
Gli ebrei hanno quel luogo santo lì, i musulmani hanno quel luogo santo lì, ma gli ebrei non è che costruiscono il tempio qui, devono proprio costruirlo qui, al posto della moschea, perché la moschea è costruita sulla roccia di Abramo, sul monte Moria. Non potrebbero costruirlo qui, perché Dio non ha voluto così. Dio ha voluto che loro il tempio lo costruissero proprio sulla roccia santa. E ovviamente ai cristiani questa zona non interessa nulla, ma i cristiani hanno altri luoghi santi, come ad esempio questo, il Santo Sepolcro. Però c'è una grossa differenza, per noi cristiani noi non siamo legati a dei luoghi specifici, perché il Signore ci trova ovunque, no? Mentre invece queste due grandi religioni, l'islamismo e l'ebraismo, hanno proprio quel luogo lì, come il luogo più santo della terra. Quindi capite anche la conflittualità che c'è. A Gerusalemme non ci sarà mai pace. È per questo che Gesù, quando arrivò a Gerusalemme, si mise a piangere e disse: Gerusalemme, tu non mi hai riconosciuto, tu verrai distrutta. Sapete che Gerusalemme è la città che nella storia ha subito più assedi e più volte è stata distrutta, ma Gesù l'aveva predetto, perché Gerusalemme non l'ha riconosciuto. E perché c'è appunto questa conflittualità fra culture. Vi ricordate ad esempio quando nel 2000 Sharon, presidente di Israele, fece una passeggiata qui sulla spianata del Tempio? Cosa provocò? L'intifada, una guerra che ha causato centinaia di morti e 3 anni di conflitto. Quindi capite appunto anche la delicatezza di quel luogo. Solo che qual è il problema? Che ultimamente sia gli ebrei stanno diventando un po' più, diciamo, spregiudicati. Pensate addirittura che stanno allevando dei montoni, dei vitelli, degli agnelli, perché possono poi un giorno poterli sacrificare nel Tempio. Quindi stanno un po' già ponendo le basi per la ricostruzione del Tempio. Ovviamente gli arabi lo sanno e questa cosa crea questa conflittualità. In realtà non c'è nessuna prova che quello fosse proprio il Monte Moria, quindi né gli ebrei né i musulmani hanno una certezza assoluta che quello sia il luogo dove Dio vuole che costruisca una moschea o il Tempio. Però secondo la loro tradizione, ovviamente non essendo due religioni sostenute dal dato storico come il cristianesimo, secondo la loro tradizione è quello proprio il luogo specifico assolutamente rinunciabile su cui loro devono fondare tutto il loro credo. Gerusalemme è così e sarà così per sempre, fino alla fine dei tempi. Vi faccio vedere anche un'altra cosa che è interessante. E se noi guardiamo Gerusalemme da questa prospettiva, vedete qui? Qui c'è questa porta che ancora qui oggi sta raffigurata, ma magari se avvicinate la vedete. Qui c'è una porta d'oro che esisteva già ai tempi di Cristo. Questa porta è stata murata, no? Attraverso questa porta si accede alla spianata del Tempio. Questa viene chiamata la porta d'oro. Una volta era in oro, infatti qui l'abbiamo fatta in oro. Attraverso questa porta, secondo la tradizione giudaica, entrerà il Messia. Loro stanno ancora aspettando questo profeta, il nuovo Davide, il Messia. Non hanno riconosciuto Cristo come il nuovo Davide, quindi lo stanno ancora aspettando. Secondo la loro tradizione, secondo il Talmud, Cristo arriverà qui, butterà giù questo muro, distruggerà le moschee, riedificherà il Tempio e ricostruirà Gerusalemme così come una volta. Questo è la Valle del Cielo e qua ci sono tantissime tombe, lo vedete, no? Qua ci sono già delle tombe, vi faccio vedere anche quest'altra immagine. Tutti gli israeliti si fanno seppellire qui, vedete quante tombe? Questo è il Monte dei Ulivi, questa è la famosa cappella del Domus Levi dove Gesù pianse, infatti è forma di lacrime. Questa è la torre del Pater Noster, poi c'è la cappella dell'Ascensione. E questo è tutto un immenso cimitero che dura dai secoli, perché secondo la tradizione loro, quando il nuovo Messia arriverà, libererà i morti dai sepolcri e tutti insieme entreranno in Gerusalemme. Ed è per questo che sono qui sul Monte degli Ulivi, perché stanno aspettando il Messia che arriverà e insieme entreranno, appunto, distruggeranno le moschee e riedificheranno il Tempio così come una volta. Oggi qui c'è il Tempio, questo qua è il famoso pinnacolo del Tempio, che è la parte più alta dove il demonio tenta Gesù di buttarsi giù di sotto per vedere se gli angeli lo avrebbero sostenuto, e qua è la famosa cittadella di Davide, che è poi quella più antica. Vedete che oggi qui, e questa è la famosa Valle del Cielo, che
e si unisce in fondo con la valle della Genna, che arriva dall'altra parte. Basta. Capite che ci sono tantissime cose. Ma soprattutto per Remo Lamine che hanno costruito questo classico, sono quei signori che stanno entrando con il lago. È stato un lavoro estenuante, però che hanno portato in fondo con tanta pazienza, ma soprattutto con tanta fede. Siamo stati anche a Gerusalemme un po' per supervisionare il pellegrinaggio e la città. Lo so, direi che è un po' tardivo, quindi se c'è qualche domanda la facciamo magari personalmente qui intorno al plastico, a meno che non ci sia una curiosità